Allora, io chiedo dalla regia se cortesemente riescono a mettere in onda il PDF e lo tengono lì, che così dopo ognuno, siccome finalmente eccolo qua, sì, magari questo se qui lo spostano un po' più su, praticamente così. mostra l'assegno mensile netto nel 2022, eccola, fermi Eccolo là. là. Adesso ognuno da casa vede in che fascia rientra il netto con la propria pensione, busta paga, quello che prende, e vede l'aumento mensile netto e l'assegno mensile netto nel 2023, quindi vedrà in che fascia rientra a seconda di quello che prende. Teniamolo ferma là, intanto Maria Pistorello ci fa degli esempi. Eccolo qua. Allora questa tabella è stata fatta sul netto proprio per dare così l'idea subito di quello che spetta ai pensionati. Io vi faccio un esempio: una pensione di 722 euro netti mensili, circa sui 722, avrà un aumento di 39 euro al mese netto, quindi qui non dobbiamo fare i conti. Come ben sapete, cari ascoltatori, se però oltre alla pensione si ha un altro reddito, è logico che cambia la trattenuta fiscale e quindi possono variare anche queste cifre. Ma io vi ricordo a tutti noi che in Veneto siamo, quanti pensionati? Siamo circa 1.300.000 pensionati. Sì. Di questi quasi il 30%, il 27,5% sono sotto ai 1.000 euro. Quindi guardiamo una pensione per esempio di 1.000 euro, com'è qui sulla tabella che state vedendo. Chi ha la pensione netta di 1.073 euro avrà un aumento di 62 euro mensili. Quindi una pensione su 3 all'incirca in Veneto, ma non solo in Veneto, guardate in tutta Italia e nelle nostre province. Ho fatto un attimo i conti anche per la provincia di Vicenza, anche in quella i dati non cambiano, quindi il 27,5% dei pensionati ha le pensioni che sono sotto i 1.000 euro mensili. E quindi, come ben vedete, l'aumento sarà quello. Poi vediamo il minimo, il trattamento minimo passerà da 525 euro come è adesso a 564 euro, avrà un aumento di 39 euro mensili. Poi se vediamo anche chi ha la pensione più alta, faccio solo l'esempio, vedete la fila di 1.587 euro di pensione mensile, avrà un aumento secco di 100 euro netti. Qui parliamo del netto. Sapete che noi quando parliamo di pensioni parliamo, vero Elena, sempre all'ordo, non infatti tocchiamo dico, mai. Per quello è emblematico, e quindi questa è una tabella che dovrebbe dare un'idea. Teniamo presente che di questo 7,3% di aumento, no, che spetta ai pensionati per la rivalutazione delle pensioni dell'anno 2023, è già stato anticipato un 2% dal 1° di ottobre di quest'anno, del 2022. Chiaro, quindi fare questo calcolo qui. Andiamo subito alla slide, grazie dalla regia che hanno tenuto questo PDF, mettiamo quello della rivalutazione nel 2023, perché che cosa l'abbiamo un po' già anticipato. Diciamo che l'abbiamo appena anticipata questa. Andiamo quindi alla slide successiva in modo da far... Eccolo qua. Questa è la intanto lo slogan: giù le mani dalle nostre pensioni, perché non sapete che negli anni scorsi i pensionati sono stati trattati come un bancomat, no? Si sono bloccate le pensioni. Facevo riferimento alla legge Monti-Fornero che bloccò la rivalutazione delle pensioni nel 2012 e 2013 per coloro che avevano più di 3 volte, cioè le pensioni da 1.500 euro in su, insomma non è che erano... E poi andiamo all'ultima slide, la 11, la rivalutazione in Veneto, per capire nella nostra regione sostanzialmente cosa succederà. E vediamo questi sono i dati un po' che vi anticipavo, no? In Veneto il numero di pensioni circa 1.300.000, vedete c'è una sostanziale parità tra uomini e donne pensionati. Quello che invece non c'è purtroppo è la disparità di assegno. Gli uomini prendono molto di più delle donne come assegno pensionistico. Abbiamo parlato
parlato anche varie volte, no, di questo. Le donne hanno lavorato per meno anni perché si sono occupate di più ai lavori di cura all'interno della famiglia, soprattutto negli anni passati, far crescere i figli e curare le persone anziane non autosufficienti che rimangono poi all'interno delle famiglie. Ecco, queste sono le elaborazioni SPCGL del Veneto sui dati INPS 2022 SPCGL nazionale, quindi queste sono le fonti sì, che giustamente c'è ci stata chiedono. un'elaborazione, sì, la fonte è l'INPS, l'elaborazione è stata fatta, ho visto, dal sindacato pensionati regionale, insomma, che ha fatto tutto un calcolo poi rispetto ai dati delle nostre pensioni qui nella nostra regione. Allora, chiedo un attimo l'intervento del segretario, poi completerà anche Maria Pistarello. Segretario, che è sempre con noi, per quanto riguarda il 29/11, avete accennato al discorso di una manifestazione in Veneto. Sì, diciamo una manifestazione che i sindacati confederali CGIL e CGIL del Veneto mettono in campo perché è in discussione la finanziaria, diciamo così, della Regione Veneto, e quindi noi chiediamo che ci siano interventi sul sociale da parte della Regione Veneto, e che la discussione che si avvierà e che in parte è già avviata in Consiglio regionale Veneto tenga conto delle condizioni che nel corso di questi ultimi tempi si sono aggravate di persone e famiglie, ma anche un sistema di diciamo, sostegno dello Stato sociale in Veneto. Lo facciamo perché è ovvio che servono degli interventi a livello centrale, a livello del governo nazionale, questo è del tutto evidente, ma le regioni possono avere un compito importante sia per quanto riguarda le case di cura, sia per quanto riguarda gli asili nido, sia per quanto riguarda il sistema sanitario. Si diceva prima, c'è questa mancanza che sta diventando pesantissima di medici, di medicina generale, è una cosa che poi impatta sulle famiglie più fragili, sulle persone più deboli, e quindi servono alcuni interventi. C'è una piattaforma che abbiamo proposto, una piattaforma, ripeto, unitaria di CGIL e CGIL del Veneto. La manifestazione serve a richiamare l'attenzione delle forze politiche e naturalmente in primo luogo del governo Zaia rispetto a una condizione davvero preoccupante. Se posso aggiungere una cosa rispetto a un ascoltatore che insomma aveva detto cosa si fa, brevemente, intanto per quanto riguarda i costi energetici è ovvio insomma che sia noi e anche il governo nazionale può fino a un certo punto, trattandosi insomma di dinamiche internazionali, però la cosa che va detta è che sui costi energetici incide pesantissimamente la speculazione che stanno facendo i gestori delle energie, gas e energia elettrica, perché soprattutto il gas è stato comprato a un certo prezzo e viene rivenduto quando il prezzo è cresciuto, e questo sta determinando dei plusvalori, dei super profitti da parte delle società che gestiscono l'energia veramente straordinarie. Allora, come sindacato abbiamo chiesto che questi super profitti vengano tassati in modo tale da attenuare i costi sulle bollette energetiche delle persone. Naturalmente abbiamo chiesto, vorrei dire al telespettatore, abbiamo fatto anche le manifestazioni nazionali in questo senso e aspettiamo da parte del governo e anche da parte delle società interessate delle risposte positive in questo senso, perché gli extra profitti sono stati veramente sull'ordine di decine di miliardi, e quindi siccome questa si chiama speculazione e non è possibile che il paese subisca un'inflazione che arriverà fino al 12%, anche per effetto di speculazioni che fanno le aziende, perché questo è totalmente inaccettabile. L'altra cosa che volevo dire sulla perequazione, come giustamente ha detto Maria prima,
le fasce più deboli, quindi quelle fino a 4 volte il minimo, hanno la tutela maggiore, cioè a loro viene applicato integralmente l'indicatore del 7,3%, ridotto per, diciamo, le pensioni un po' più elevate. Lo dico per dire che questo è un sistema solidaristico che abbiamo messo in campo naturalmente col confronto col governo Prodi allora, un sistema solidaristico. Lo dico perché siccome sta andando avanti questa discussione sulla flat tax, cioè sul fisco uguale per tutti, sul 15% uguale per tutti, vorrei dire che lì in quel modo salta un sistema solidaristico, e cioè che chi ha dei redditi più paga un po' più di pensione, esattamente così come chi ha una pensione più alta ha un pizzichino di meno rispetto a chi ha una pensione più bassa. Lo dico per dire che questo Paese si regge in larghissima parte su sistemi di natura solidaristici. Certo, chiaro. La ringrazio segretario, guardi il tempo è volato, avremo modo ancora magari di incontrarci per approfondire queste questioni che è sempre bene far conoscere, precisare eccetera. Io ringrazio Massimo Cestaro, segretario regionale dello SPCGL del Veneto, di essere stato qui con noi. Maria Pistorello, grazie di essere venuta, collaboratrice SPCGL di Vicenza. Magari ancora in seguito analizzeremo dei casi specifici perché so che è la tecnica del sindacato, quindi può fare tutte quante le analisi, ma a questo proposito, per avere una questione precisa, che è chiara, individuale, rivolgetevi agli sportelli dello SPCGL presenti su tutto il territorio. Grazie ancora, buon proseguimento e ci vediamo presto. Grazie a voi.